Si avvicina Santa Lucia e le tempo dei regai, ma abitando a Verona cosa avuto averghe mai? Qua che l'Adese, le torri, i palassi, Cese e il castello, e il baldo come una statua e il Garda come una querel. I veronesi stesso iscrive alla santa senza occhi, perché la veda della città i spiegassi e i pastrocci. Cara Santa Lucia, dice il primo intervistà, me piasaria in piacerbe averghe ancora il marcà, con la frutta, la verdura, i carciofi della tina e l'odor dei bomboloni dalle 8 della mattina. E come un boccia ritornar tutto quanto insuccarado, senza averghe il problema del maton che m'ho maiato. Caro cresciutello, dice la santa elegante, le tue richieste gli è gran belle, gli è anche importante, ma mi posso portare regai, mandorlato, torommolo e non posso farghe niente contro il tuo colesterolo. Arriva un altro impetido con una lettera complessa, dove tante so richieste li messe le faressa. Cara Santa Lucia, te lo dico forte scetto, ma tipa sta città, dimmi, cosa affetto? Che le buse dappertutto, che ponti pericolanti, che bilanci da sistemare e cose più assai importanti. Scusa se te lo dico in tutta verità, ma son convinto che a Verona te ne un poco abbandonato. Non l'è vera, mio figliuolo, un regalo vi ho lasciato ogni volta che qui passo e la città vi ho impinato. I disea che ai cattivi che portavo il carbone e invece mussi vi ho lasciato in ogni angolo e posizione.